Gabriele Volponi è il sindaco confermato di Maserà, un successo netto con il 65% dei votanti contro il 35% di Elena Coppola. Volponi è stato vice sindaco per 10 anni, poi sindaco negli ultimi 5. Il buon lavoro di 5 anni, un impegno costante, parlare con i cittadini e passare dalle parole ai fatti. La priorità è completare la cittadella sociosanitaria vede il primo servizio, che è la casa di riposo, quindi dopo la casa di comunità, la sede della Croce Rossa, perché per il 2026 col PNRR deve essere tutto concluso. Anche Matteo Cecchinato a Casalserugo è stato confermato, quasi il 53% per lui e 1700 voti, e il 47% a Laura alla Camera, 1500 voti, entrambi del centrodestra. L'affluenza è stata molto alta, oltre il 68%, chiare le priorità. Terminare le opere che abbiamo iniziato, e primo fra tutte la nuova sede municipale e il polo sanitario. Una campagna elettorale molto tesa. A Casalserugo Cecchinato è stato assessore con Elisa Venturini, sindaca per 10 anni, ora schierata con la sfidante. Sapevo che mi aspettava una campagna elettorale molto accesa e velenosa da parte sua, ma ho sempre risposto in maniera equilibrata, perché le persone non hanno bisogno di veleni e di disarmonia nel comune. Seconda sindaca nella storia del comune di Villanova di Campo San Piero, Sara Gaiani è in continuità con Cristian Bottaro, che l'ha sostenuta alle elezioni e di cui è stata assessore. Una vittoria netta col 58% contro il 33% di Giacomo Favaro. Le nostre priorità sicuramente riguardano quello che abbiamo sempre parlato ai nostri cittadini nel programma elettorale: impegno da subito. Vista la continuità, abbiamo la capacità e l'esperienza per farlo. Poi il completamento delle piste ciclopedonali, per quello che ci sarà a disposizione con appunto i soldi del bilancio comunale, e massimo impegno per portare a casa anche i progetti in graduatoria ma non finanziati dai fondi europei del PNRR. La giovane Sara è talmente dedicata al comune che la sua abitazione, lo studio d'avvocato e l'ufficio di sindaca distano tra loro poche decine di metri.